Anticipo che ho voluto e ho trovato la giunta regionale disponibile per assicurare ancora un finanziamento importante, però voglio dire una cosa, che se non cambia la mission, se non vedo qualcosa di nuovo, di importante e di attrazione anche in termini proprio di attività universitarie portate da questa fondazione, il sottoscritto non si impegna più a portare soldi sulla fondazione. Lo dico, questa è una notizia che do in anteprima, questo è l'ultimo finanziamento, se non vedo chiarezza non mi metto più a... perché soldi ce ne sono pochi, 300.000 euro è una grossa cifra, vorrei vederla pensando in positivo, usata per vedere effettivamente un'attività universitaria. Quando io ho aderito, ho detto sì alla fondazione e chiaramente poi è naufragata, si è persa l'idea dell'EULM, ho detto sì ad un'idea e ad un'azione specifica che era quella di portare l'Università Feltre, direttamente o indirettamente portarla. Ecco, mi piacerebbe capire, adesso che il dottor Rasi Gadogno non c'è più, chi andrà a fare il presidente di questa fondazione e che mission c'è, che azione c'è, perché se è un'azione nel così vivacchiare, il sottoscritto non darà più una mano a questa struttura.